Con Pablo Granoce per la squalifica di mister Allegretti. Al termine della partita ti chiedo che match è stato. Ma secondo me abbiamo fatto una prestazione buona, dove due squadre forti hanno cercato di vincere la partita a tutti i costi. Si sono visti in campo due squadre con dei giocatori di qualità. Il dispiacere più grande di oggi, secondo me, è il come abbiamo preso il gol, perché è stata un'azione dove dovevamo dare più pressione a chi andava al tiro, per cui è quello che ci dà più fastidio. Era un gol totalmente evitabile. Per il resto della gara abbiamo cercato di pareggiarla e fino all'espulsione, secondo me, lo meritavamo. Ecco, dopo l'espulsione ci siamo sbilanciati, qualche occasione l'abbiamo concessa per forza, però dobbiamo fare gol quando ci capita, perché poi dopo si fa fatica a rimontare le partite. Poi mettiamo anche l'episodio del Colferai dubbio. Ecco, penso che la Clivense comunque abbia fatto una buona gara e non meritavamo oggi assolutamente di perdere. Sicuramente si raccolgono meno punti di quelli, come dicevi, che avremmo meritato, come all'andata, no? Poi anche quest'oggi, e su tutte grida vendetta forse il palo, no, di Venitucci da fuori, che avrebbe regalato quantomeno un meritato pareggio. Assolutamente, assolutamente. Dalla panchina sinceramente l'ho vista dentro, però non ci ha girato oggi la fortuna, ma dobbiamo resettare subito, perché mercoledì c'è un'altra partita altrettanto importante. La strada è quella giusta delle ultime partite. Siamo diventati squadra, le prestazioni sono sempre ottime, quindi se continuiamo così, un po' limiamo qualche errore, un po' più di fortuna, sicuramente inizieremo a raccogliere quello che stiamo meritando. Poi anche il modulo adesso il 4-3-3 ben consolidato, i nuovi che si sono ben inseriti, per ultimo appunto Brighenti, quindi come dicevi adesso manca solo raccogliere quello di ottimo che si fa durante la settimana e anche poi soprattutto la domenica, già da mercoledì contro la Real Calepina. Sì, sì, assolutamente. Ovviamente l'ingresso di Brighenti in squadra, di Prandini, di Farias, comunque ci hanno dato tanto. Adesso abbiamo trovato la quadra, i ragazzi stanno rispondendo molto bene anche dal punto di vista delle prestazioni, per cui, come l'ho detto oggi prima ai ragazzi, ci sta mancando poco poco per tornare alla vittoria e non fermarsi più. Ecco, episodi come oggi purtroppo capitano, però ripeto, resettiamo oggi e mercoledì andiamo a prenderci i punti persi oggi. Va bene, grazie Pablo. A voi.